Assessore Scocimarro, la caduta di massi a Doberdo del Lago sulla strada, però una pronta risposta delle regioni. Certo, associati dall'ANAS, dal sindaco di Doberdò e dal prefetto, siamo subito intervenuti. Ho già convenuto con il sottosegretario Vanni Agava a Pordenone una riunione, abbiamo fatto giorni fa, abbiamo deciso di fare un riparto importante di fondi ministeriali, quindi io conto di formalizzare appunto la lista degli interventi. Si prevedono circa 400.000 euro per questo problema franoso e quindi nei prossimi mesi si conta di iniziare già la fase progettuale, sperando appunto che nel frattempo il Ministero abbia deliberato questo stanziamento per la regione Friuli-Venezia Giulia, che ovviamente è un importo importante. Si parla di 40 milioni di euro per tutto questo tipo di opere di consolidamento del territorio, quindi 400.000 per questo tratto di Doberdo del Lago, seguirà immediatamente una progettazione veloce, quindi io ritengo che entro il 2019 il problema sarà risolto.